assunto qualche forestale in più in Calabria, quindi non è un sintomo, l'economia va bene. Quindi guarda, il settore export che si deve tirare gli ultimi, insomma, piccole imprese con un retaggio decennale del padre in figlio, che deve sarà tutto e vendere i macchinari, quindi non c'è solo una perdita, anche se la recessione cala la produzione del 5% dopo, una volta che deve essere a bottega e te vai solo al 100% basta, quindi c'è un problema molto più grave. E parlando di questo con questo direttore, mi dicevo, il problema è che in parte è l'euro, no? Perché abbiamo ereditato questa moneta molto forte, quindi tanti dei nostri esportatori entrano nel mercato internazionale a vendere, perché se i cinesi prendono tutti, ma anche senza i cinesi siamo svantaggiati. E lui mi ha risposto così, dopo vi spiego così. Lui che capiva una roba differente. Ecco qua l'italiano che dice sì dai, fa una politica monetaria rilassata, capito? E lui mi ha risposto, guarda che se finì i tempi delle svalutazioni competitive, adesso che vi da fare le vostre riforme. Questa cosa era la sua mentalità tedesca. Cosa voleva dire per svalutazione competitiva? L'Italia tutti questi anni prima dell'entrata nell'euro sì, era inefficiente con tante tasse, tanta burocrazia per fabbricare, insomma, per avere un'attività commerciale. Però tutto sommato all'economia veneta non andava male, perché siccome aveva sempre conti sbolsi a Roma, continuava a salutare la lira. Quindi un impatto inflazionistico per i consumatori veneti o italiani, però per l'imprenditore veneto che esportava in Germania che andava bene, perché arrivava nel mercato europeo, nel mercato mondiale, faceva fuori tutto perché aveva i prezzi più bassi, perché la lira continuava a svalutarsi. Quindi sto quasi era, diciamo, in Europa come una svalutazione competitiva, che l'Italia svalutava la lira per avere un vantaggio su altri paesi. Quindi finché non te un'economia integrata può andare bene, perché allora la Francia dice sì, tu te vendi queste robe qua che costa de manco perché te devi sbassare il valore della lira, mi te metto una tariffa e pareggi. Con l'Unione Europea ancora del 92 era come se la Francia e la Germania si fossero disarmate perché non poteva più mettere tariffe. Quindi aveva il problema di questa Italia che continuava a svalutare la lira ed essere in competizione sleale. Quindi lui pensava, sto direttore del Fondo Monetario, quindi che suggerisse, guarda che volevamo tornare al nostro giochetto, svalutiamo l'euro perché ne conviene. Lui da tedesco, che insomma ha una paura matta dell'inflazione, ha detto no cari miei, avete a fare le vostre riforme. Mi ho risposto, guarda, te che lavorai sull'economia italiana, quindi te lo sai benissimo. Te lo sai che in Italia le riforme come che te le intendi non è possibile. E lì si sta quieto e mi ha detto sì, lo so. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che il problema che avevo avuto negli ultimi 10-12 anni, che vedevo lì in sto grafico, cioè che mentre prima che avevano facevano parte di un contenitore bizantino, okay, però che avevano tante inefficienze, le tasse, le burocrazia, però che avevano anche una politica monetaria del terzo mondo che continuavano a svalutare, tanto così sappiamo così. Siamo passati a un sistema con una politica monetaria del paese industrializzato, cioè l'euro, però non avevamo un sistema di supporto da paesi industrializzati, perché fare affari dentro l'Italia c'è da impiccarsi, insomma, non è possibile. Quindi siamo in un periodo di mezzo dove avevamo lasciare stare la politica monetaria del terzo mondo, cioè avevamo ereditato una moneta forte, però siamo sempre parte di un contenitore bizantino. Quindi
i nostri imprenditori, le nostre attività commerciali si trovano in una situazione dove si sono fregati da parte con un euro molto forte e dall'altra andare avanti a battagliare e a soffrire con tutte le limitazioni e tutte le difficoltà di questo sistema italiano che altri paesi non hanno. Okay? Quindi arriviamo pure alle riforme. Ha detto che da fare le vostre riforme, io ho risposto cosa è possibile. Di recente anche con l'ultimo governo non è che non c'è la volontà o al manco apparente di fare le riforme, perché è appena fatto questa cosa del federalismo, anzi chiamiamolo per il nome reale, chiamiamolo un pseudo federalismo. Queste robe qua è importante sottolinearle perché si sente solo ai telegiornali, giornali come se fosse chissà che bella roba, che si arriva al federalismo, invece si va a chiamare le robe per quel che sono. Sta riforma qua non è una farsa, non è un vero federalismo, vi spiego perché. Non c'è niente di male con il federalismo, cioè, magari che avessimo un sistema come in Svizzera, che là che c'è un federalismo, o negli Stati Uniti, che là che c'è il federalismo. Cos'è il bello del federalismo? Sì, per federalismo si intende che diciamo le regioni, diciamo le cantoni, diciamo gli stati come gli Stati Uniti, queste entità territoriali indipendentemente può decidere quali che siano le proprie tasse, che sia l'IVA, che sia l'ICI, che sia quel che sia, magari non tutte perché fa parte comunque un'ombrella federale, quindi che c'è sempre una porzione centrale, però per tante cose, oltre indipendenza legislativa che te fa le leggi che te vuoi per tante materie, anche fiscale, cioè ti decidi, messo a Verona, l'IVA a Verona è il 12%, messo a Brescia e l'IVA a Brescia è il 10%. Questo quasi è quello che succede nei paesi federali, e cioè si crea un ciclo virtuoso. Un ciclo virtuoso perché le vari enti territoriali, regioni o cantoni, sono in competizione fra di loro. Cioè, se guardiamo, c'è un parallelo con un monopolio e un mercato competitivo. Il monopolista sappiamo che ha i prezzi più alti di altri di tutti, mentre in un sistema competitivo tutti si fa la guerra per sbassare i prezzi, quindi il consumatore si trova meglio se si affronta un mercato competitivo perché i venditori si fanno la guerra per vendere e quindi sbassano i prezzi. È lo stesso discorso con un sistema federale. Negli Stati Uniti ogni Stato decide quanto cos'è l'IVA, per fare un esempio, e quindi vediamo che l'IVA a seconda dei Stati ondeggia dal 5 al 10%, che è molto più basso del 20% che avevo qua. Addirittura alcuni Stati negli Stati Uniti ha l'IVA al 0%, cioè nel Delaware dicono noi altri l'IVA le mettiamo al 0%. Perché? Perché volevo che tutti i centri commerciali vengano qua, così quando uno della Pennsylvania, uno del Maryland, uno del New Jersey vuole andare a far compere, vada a comprarsi nella lavatrice e viene al nostro centro commerciale. Okay? Quindi i nostri commercianti fa skate e dopo casomai a noi altri torni skate perché dai profitti che hanno fatto i nostri commercianti. Quindi che c'è una competizione. Quindi te si forza, se te sì in Pennsylvania non ti puoi alzare, non ti puoi mettere l'IVA al 20% perché ti hai fatto un abuso sulle casse, perché se ti metti al 20% e lo Stato ti cade al 0%, ti manda in crisi tutto il settore, un settore intero, tutta l'economia, no? Quindi ti si forza per via di questa competizione a tenere le tue tasse basse, quindi se ti hai le tue tasse basse non ti puoi slargare con la spesa. No? Questo quasi è il ciclo virtuoso che si crea in un vero sistema federalista, che c'è una competizione fra i vari enti che forma la federazione. Questo sarebbe bello che avvenisse anche da noi altri, però non è possibile. Non è possibile per una ragione economica e una ragione politica. Allora cosa c'è che ha fatto? Siccome ha